L'afa soffoca il Veneto. L'alito caldo di Ade, l'anticiclone che porta il nome del dio degli inferi, sta mettendo in ginocchio il nord-est. Raffica di chiamata al 118, mentre adesso anche le farmacie potenziano i loro servizi. Diversi comuni principali del Veneto si sono attivati con dei progetti estate sicura in città, rivolti agli anziani, ai disabili, le categorie più a rischio. Le farmacie danno il loro contributo nella consegna domiciliare in determinati casi dei farmaci o anche con un servizio di urgenza durante il turno notturno. Anche domani si preannuncia una giornata da bollino rosso. In Veneto le città più bollenti sono Verona e Venezia. A rischio gli anziani e tutti i malati cronici, soprattutto i cardiopatici, a cui è consigliato di restare a casa nelle ore più calde. Bere molto, di introdurre cose fresche, di avere pochi abiti addosso e soprattutto di mangiare frutta, verdura, nei bambini anche i gelati vanno benissimo. La cosa principale è evitare di stare fermi con le gambe, ma muoversi ogni tanto e idratarsi molto, bere molto. Da venerdì poi il maltempo spaccherà la resistenza dell'anticiclone e scavalcherà le Alpi. In arrivo dalla Francia temporali violenti che riporteranno le temperature alle medie stagionali. Il giugno di Ade alle ore contate.